Nessuno è contro le energie rinnovabili, in Consiglio regionale questo lo ribadiscono tutti, ma di fronte al proliferare di progetti e di impianti agrivoltaici in Veneto, a Venezia si è formata un'ampia convergenza politica sul fatto che sia molto urgente dare una regolamentazione ad un comparto che appare in continua espansione. I sindaci di fatto chiedono di avere la possibilità di poter dire anche di no o comunque di individuare delle aree dove poter fare questi impianti o meno. Chiedono anche che ci siano controlli, e su questo mi trovano d'accordissimo, nei confronti di queste società che nascono come funghi ex novo, che si presentano come aziende agricole e di agricolo non hanno nulla, quindi qua sarebbe opportuno che anche qualche altro organo competente facesse dei controlli veri, perché altrimenti diventa speculazione. In qualità di presidente della terza commissione regionale, Roberto Marcato ha appena ascoltato a Palazzo Ferrofini i sindaci della provincia di Vicenza. In comune di Rosà, ad esempio, c'è il progetto di un parco di 73 ettari che prevede la posa di quasi 80.000 pannelli fotovoltaici. La Regione deve intervenire per quanto riguarda l'idoneità delle aree e quindi cercare di fissare dei criteri all'interno della legislazione urbanistica e quindi intervenire in termini di pianificazione urbanistica. La tematica è regionale. Il consigliere Jonathan Montanariello ha chiesto che in Consiglio si svolga un incontro analogo a quello tenuto per la provincia di Vicenza anche riguardo alle centrali in progetto nel veneziano. C'è quella di Eraclea, c'è quella delle ferrovie nella zona di Musile, Meolo e Fossalta di Piave. Abbiamo anche il tema di questi impianti BES, se non erro, che stanno nascendo, ne sta nascendo uno nella zona di Dolo e uno nella zona di Campagna Lupia. Nel comune nostro, nella località di Torre di Fine, abbiamo una frazione che viene letteralmente circondata dalla realizzazione di questo agrivoltaico qualora fosse approvato in regione. Riterremmo opportuno che ci fosse un preventivo dialogo per definire dove poterli collocare e quanto soprattutto terreno adibire in un comune. Nel dibattito che si sta sviluppando in Consiglio regionale a Venezia c'è la volontà di un intervento che non sia solo a tutela dell'ambiente e dell'agricoltura. Bisognerebbe intervenire normativamente con delle regole molto più stringenti per evitare che soggetti, soprattutto stranieri, con piccoli capitali, che vanno a prendere in affitto o addirittura a acquistare dei terreni che non sono più redditizi per chi opera in agricoltura, perché oggi l'agricoltura sta soffrendo, e ne facciano, ripeto, motivo di speculazione.